TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. In apertura del nostro notiziario la cronaca. Un incidente stradale si è verificato oggi, martedì 10 settembre, verso le ore 13:30 a Bibione, lungo via Baseleghe, dove si sono scontrati un'autovettura e una motocicletta. Ad avere la peggio il Centauro, un 35enne di San Michele al tagliamento. In base alle prime ricostruzioni, il motociclista stava percorrendo la strada quando si è impattato frontalmente contro una macchina guidata da una donna di nazionalità rumena. All'origine dell'incidente ci sarebbe una mancata precedenza da parte dell'automobilista. Sul posto sono intervenuti, tra gli altri, i sanitari del punto di primo intervento, l'elisoccorso che ha portato il Centauro all'ospedale dell'Angelo di Mestre. Serie ma stabili le sue condizioni. Illesi invece gli occupanti dell'automobile, lo riporta la stampa locale. Cambiamo argomento. Il presidente della regione del Veneto, Luca Zaia, ha augurato un buon primo giorno di scuola con un videomessaggio indirizzato alle studentesse e agli studenti veneti per l'inizio del nuovo anno scolastico. Tra i passaggi più significativi, approfittate fino in fondo di questa grande opportunità. Fate in modo di investire il vostro tempo sui vostri talenti, fate quello che vi piace fare e investite sulle vostre passioni. Una persona che investe nella propria passione avrà una vita felice. Fate in modo di essere inclusivi, date una mano ai ragazzi che sono magari meno fortunati di voi, perché comunque hanno bisogno di un amico. Abbiate attenzione per i ragazzi e le ragazze che vengono da fuori, gli stranieri che hanno un percorso di integrazione, quindi aiutiamoli in questo percorso. Fate comunità, voi siete il presente. Voltiamo pagina. Tantissime giostre per far divertire grandi e piccini, musica dal vivo, spettacoli e un'area ristoro con food truck e mercatini. Dal 19 al 29 settembre torna Mestre Land, il grande parco di divertimenti di Mestre che per 11 giorni animerà l'area dell'ex mercato ortofrutticolo di via Torino. L'iniziativa, che rientra nel palinsesto delle città in festa, organizzata dall'Associazione Eventi 2000 in collaborazione con Vela SPA e Buffalo Beer. Un totale di 60.000 metri quadri, quindi, che diventerà il cuore degli eventi del settembre mestrino, ospitando oltre 60 attrazioni, il doppio rispetto all'anno scorso. Un grande palco per i concerti di musica dal vivo, un'area retro games, uno spazio per cimentarsi nel soft air e un villaggio appositamente allestito con un'area ristoro e, come detto, mercatini. Passiamo allo sport con il basket. L'Umana Reyer presenta le 3 prime squadre ai propri tifosi. Appuntamento mercoledì 18 settembre alle ore 18 presso la Food Court di Nave de Vero a Marghera. Anche quest'anno giocatrici e giocatori sfileranno sul palco uno a uno assieme agli staff tecnici. Per la prima volta sarà presentato anche il team di basket integrato. Al termine della presentazione le atlete e gli atleti saranno a disposizione per autografi e foto ricordo. Nei pressi della Food Court, inoltre, per l'occasione sarà allestito uno speciale Corner Reyer, dove sarà possibile sottoscrivere le tessere della campagna abbonamenti per la prossima stagione e acquistare i biglietti per la Supercoppa femminile, in programma venerdì 20 settembre alle ore 20 al Palasport Taliercio. Mana Reyer Venezia contro Famila Vybar Schio. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.